Buonasera, benvenuti all'8ª puntata The Best Sandwich, l'orto nel panino, e questa sera conosceremo 3 concorrenti che arrivano tutti dal Veneto e proporranno 3 panini completamente diversi. Il tema è il peperone. Vediamo subito cosa ci dice la nostra Annalisa Sandri, presidente di giuria sul peperone. Buonasera a tutti, io sono molto contenta di assaggiare questi panini, temo un po' il dopo, perché i peperoni tendenzialmente sono indigesti, ma ho letto le ricette e in effetti sono delle ricette molto belle. Peperoni sono ovviamente uno degli ortaggi di questa stagione che sta arrivando e non potevano mancare assolutamente nei nostri panini. Chissà se piacciono i peperoni alla giudice proposto da Filoves Banca, Stefano Maccioni del nodo di Codroipo. Buonasera. Sì, buonasera. A me piace, non vedo l'ora di assaggiare le proposte. Io ho più fame che timore del post assaggio, però sono pronto. Sei pronto? E sarà pronto anche il nostro Gabriele, come ogni puntata. Buonasera. Prontissimo. Prontissimo. Assolutamente sì, e curioso soprattutto. Ma andiamo a vedere i nostri concorrenti anche nella fase del coaching, proposto come sempre in coordinamento con Annalisa Sandri, Gabriele e Elena Soldi. Allora andiamo a vedere come si sono preparati. Buongiorno e benvenuti alla 4ª edizione di The Best Sandwich. Oggi vedremo chi siete e sarà un onore per noi giudicare i vostri panini. Io sono Annalisa Sandri e sarò giudice di gara. Adesso siamo qui per fare del coaching, per prepararci e per prepararvi per appunto la gara che ci sarà tra poco. Io sono Elena Soldi. Una delle cose che dico a tutti è: la vostra storia raccontatela con il cuore, perché se la raccontate con il cuore vi renderete conto che la telecamera non esiste, quindi diventa veramente molto più semplice. Stiamo cercando di tirare fuori questo in voi e dal momento in cui emerge la passione vi accorgerete che sparisce la tensione delle telecamere. Arriva da Jesolo il primo concorrente ed è Filippo Priviero. Vieni Filippo. Buonasera, sono Filippo Priviero, vengo da Jesolo, provincia di Venezia, e sono la mente e il braccio del Clementino Particolarmente Bar, situato nella famosa vicino a Piazza Mazzini. Al Clementino ci occupiamo di snack gourmet e anche di cocktail, siamo un locale serale. Il nostro snack di punta è il club sandwich, in particolar modo il club sandwich con la tartare di carne. Usiamo una fassona piemontese, facciamo un particolare club con la tartare e della senape di Digione francese. Facciamo anche altre cose, sempre nel mondo dello street food, facciamo dei burrito e inventiamo spesso delle cose nuove per dare alla nostra clientela ormai da anni fidelizzata degli stimoli in più per tornare. Questa sera porterò un panino spagnoleggiante, perché useremo un particolare peperone che si chiama pimento de piquillo, un peperone spagnolo che cresce solo ed esclusivamente in una determinata regione della Spagna, che è Navarra, e abbinato a una pancetta da maialino da latte cotta a bassa temperatura e a un formaggio caprino spalmabile aromatizzato da me alle erbe e un po' di croccantezza data dai semi di zucca tostati. Buonasera. Buonasera. Dalla bella Jesolo, ma tu ci proponi un panino spagnoleggiante, sì, giusto? Sì. Tu subito al lavoro, 10 minuti di tempo, parti. Sì, mettiamo in caldo il pane intanto, che preciso che è un pane pizza fatto dal mio amico e pizzaiolo Ennio, con dei peperoni gialli all'interno. Ecco, che si chiama Sorpresas? Si chiama Sorpresas. Ah. Il panino è spagnoleggiante perché poi metteremo anche un altro peperone. Ah, ecco. Un peperone spagnolo che si chiama pimiento de piquillo. Però. Che è un peperone che cresce nella regione di Navarra in Spagna, siamo a nord-est. Un peperone, eccolo qui, se volete vederlo. Un peperone rosso, questo è già spellato, un peperone che poi viene messo in un liquido di mantenimento un po' agrodolce e è famoso in tutto il mondo. Il panino, oltre al peperone rosso, al pimiento di piquillo, avrà una pancetta
che abbiamo cotto, una pancetta da maialino da latte che abbiamo cotto a bassa temperatura per 12 ore, poi è stata messa sotto vuoto. Adesso scotteremo leggermente in antiaderente per dargli una croccantezza, perché c'è ancora la cotenna. Ma tu utilizzi questo tipo di peperone già nel tuo locale? Io questo peperone lo utilizzo sì, nel mio locale da un bel po' di anni, sì. Quindi era la puntata giusta per te questa. Annalisa, che cosa ne pensi di questi ingredienti? Sono un attimino adesso, guardavo la pancetta e sì, non me l'aspettavo così. Cioè mi aspettavo, e avevo letto la tua ricetta, avevo letto che avevi messo la pancetta, ma mi aspettavo, non lo so, affettata, me l'aspettavo in maniera diversa e adesso mi incuriosisce tanto. No, è proprio un pezzo intero, pesa circa 2 kg, dai 2 ai 3 kg di solito, perché è un maialino, deriva da un maialino molto piccolo e viene cotta a bassa temperatura, così resta morbida e anche la cotenna resta morbida. Poi una scottata appena prima di servire, perché dà un po' di crunch, un po' di croccantezza sulla pelle. E ci abbineremo un formaggio caprino che ho aromatizzato stamattina con delle erbette, che a fatalità sono anche qui dietro. Ci ho messo della maggiorana, del timo, dell'erba cipollina e del prezzemolo, tutto fresco, a parte il prezzemolo essiccato, così non vi resta tra i denti dopo. E aggiungiamo un po' di croccantezza sopra il caprino con dei semi di zucca tostati in precedenza, e poi la pancetta che adesso sfiletteremo e il pimento del picchiglio. Molto interessante anche come la scelta degli ingredienti. Sì, beh, ma Filippo è interessante per la storia, per tante cose, ma soprattutto per il nome che ha deciso di dare al suo locale. Se ce lo racconta. Sì, il mio locale si chiama Clementino Particolarmente Bar, ci troviamo a Jesolo come è stato pronunciato prima, e il nome, dopo una lunga ricerca sulla storia della nascita dei bar e dei locali, abbiamo scoperto che Clementino innanzitutto è il diminutivo di Papa Clemente VIII, che è un papa di fine 1600 che per noi gestori e colleghi dei locali è molto importante, perché ha contribuito alla nascita di luoghi di incontro dove consumare bevande. Perché ha contribuito? Perché ha reso importabile il caffè all'inizio in Italia e poi in tutta Europa. Il caffè veniva dal Medio Oriente, era una bevanda esclusivamente musulmana e quindi vista anche un po' come bevanda del diavolo per le sue proprietà eccitanti, e quindi dai cristiani non era ben vista, però gli importatori premevano per importarlo perché stava diventando un business importante. Il Papa Clemente VIII assaggiò il caffè, se ne innamorò subito, lo battezzò, lo rese importabile, lo rese cristiano e poi importabile. Da lì in poi, dopo questo gesto, subito dopo, si aprirono i primi locali e i primi luoghi di incontro dove consumare bevande, tra cui il primo a Venezia, nella mia provincia, che è il Florian di Venezia. E quindi è un tributo a questo Papa che ci ha fatto aprire i bar, insomma. Senti, hai 6 minuti per preparare il tuo panino. Come sei con la pancetta? La pancetta adesso la giriamo un attimo, la cotenna è diventata bella croccante. Bene. E l'accostamento con il peperone, volevo chiedere anche a Stefano, la pancetta di maialino e il peperone, cioè diventa un po' pesantino? Oppure... infatti sono curioso proprio di questo, oltretutto, a parte che premettiamo subito che San Clementino ho trovato un nuovo adepto adesso, vista la storia, non la conoscevo, la trovo interessantissima, però sì, anche il panino mi incuriosisce molto, proprio per questo, pancetta, peperone. Non sembra leggero sulla carta, vedremo. Sulla poi carta, se... però Annalisa... Cioè, diciamo che il bacon, la pancetta, queste parti qua del maiale vengono cotte il più delle volte proprio assieme ai peperoni, per il buon sapore e il buon profumo che dà. Poi il peperone lui mi sembra che l'abbia pulito e sfilettato, giusto? Sì, ecco, perché il peperone, il suo problema è la parte interna, i semini e quella che viene definita in termine tecnico placenta, che è la pellicina bianca, che contengono la capsicina, se non mi sbaglio, e che sono particolarmente indigesti. Un bel lavoro, Gabriele, questo panino. Sì, un bel lavoro perché ha molte complessità, dal pane fatto in casa con il peperone, poi la cottura a bassa temperatura di un taglio di carne che non si mangia quotidianamente, quindi è un po' fuori dagli schemi. Per cui la ricerca che ha fatto Filippo secondo me è stata approfondita e piacevole.
mi aspetto anche un bel gusto e diverse consistenze. Anche la scelta del pane di pizza, no? La pasta della pizza con l'inserimento del peperone anche nel pane. È una bella idea perché tende ad assorbire, no? come il grasso che magari rilascerà adesso la pancetta. Ecco, raccontaci quello che stai facendo, Filippo. Sì, ora mettiamo questo caprino, che è un formaggio di capra spalmabile, che abbiamo aromatizzato con delle erbette fresche, per dare un po' di freschezza e anche di acidità, per compensare un po' la grassezza della pancetta. Poi ci metteremo sopra dei semi di zucca tostati in precedenza. L'hai assaggiato tu questo panino? Certo. Più di una volta l'hai modificato o al primo colpo è andato? Sì, no, effettivamente abbiamo fatto delle modifiche in corso d'opera perché c'era qualcosa da cambiare, però penso che abbiamo raggiunto un risultato ottimale, insomma. Bene, a Jesolo pensi che possa funzionare un panino così? Anche se adesso inizia a far caldo, non è pesantino, no? Sicuramente è un panino più invernale che estivo, certo. Sì. Però insomma, lo proporrai? Sicuramente, certo. Sei soddisfatto della cottura? Sì, va benissimo. Sì, va bene, la cottura della pancetta intendo. È molto morbido. Vedo che è gustabile, cioè la gusterei anche così, o senza inserirlo per forza nel panino. Il panino l'abbiamo battezzato Sorpresas, sì, che ecco, significa sorprese. Il tempo è scaduto, sì, solo per avvisarti. Pronti. Quindi adesso inserisci il peperone. Bello, Bello, bello. Poi io sono un amante dei peperoni, quindi questa è una puntata che mi piace particolarmente. Quindi tu hai il peperone lì rosso e giallo invece all'interno del pane, quindi anche due tipologie di peperone diverso. Pronto, lo puoi portare ai giudici. Il panino è un buon panino, mettici meno formaggio la prossima volta perché andava un pochino a soffocare il resto del contenuto. Il sentore del peperone però c'era tutto, cioè tu sentivi proprio, sì, lo sentivi e quindi molto, molto buono. Buonissima la pancetta, dirò che mi aspettavo che la cotenna fosse dura e invece era morbidissima, infatti tagliando il panino non c'è stato nessun problema, ottimo. Allora, abbiamo un buon panino. Ho trovato forse un po' freddo il pane, per cui non me l'ha valorizzato come doveva essere valorizzato. Qualche equilibrio un po' scomposto dato dalla quantità di formaggio, anche secondo me. La scelta del peperone però è strepitosa, perché veramente mi è piaciuto molto, ecco. I semi di zucca non li ho sentiti tantissimo, però insomma erano una marginalità. Nel complesso mi è piaciuto. Sono abbastanza soddisfatto, abbiamo avuto un piccolo problema logistico, ma nel complesso sono molto contento. E anche su quello che mi è stato riferito dai giudici concordo e è stato un piacere essere qui con voi. Pronti per conoscere il secondo panino, il secondo concorrente, lui è Gianpietro Sartori. Vieni Gianpietro. Buonasera, mi chiamo Gianpietro Sartori, arrivo dalla provincia di Vicenza, più precisamente a Marostica, città famosa per gli scacchi, ma anche in questo periodo per la ciliegia. Io lavoro nel locale di famiglia, un bar diciamo nel centro storico, un bar prevalentemente diurno dove mi diletto anch'io a fare qualche panino. E diciamo i panini più gourmet li faccio la domenica. E la ricetta che porto è dedicata ai Rolling Stone.
ma non tanto come gruppo, ma bensì il loro logo, il logo che è stato fatto da un disegnatore e poi vedremo anche il perché. Buonasera, Buonasera. a tutti. Eccomi qua. Eccoci qua, pronti per raccontarci il tuo Rolling Stone? Certo, il mio panino è dedicato ai Rolling Stone, ma più precisamente al logo di Rolling Stone, questa lingua che fuoriesce da questa bocca tanto famosa, che è stata disegnata da un ragazzo 25enne nel 1971. E adesso questo logo ha valore inestimabile quasi, Sì. e è stato pagato solo 50 sterline. Ma c'è una curiosità dietro. Il ragazzo si è ispirato a un quadro di Mick Jagger in casa, che è la dea Kali, indiana, e alla bocca del cantante. Allora gli fa un panino con questo peperone che fuoriesce a mo' di lingua. Però c'è anche la lingua. Certo. Allora, 10 minuti di tempo, partiamo col tempo e inizia a prepararlo, Certo. ecco, oltre a raccontarlo. Allora, abbiamo preso un po' con la curcuma perché parliamo anche di India, dunque userò delle spezie, faremo un panino diciamo tradizionale ma anche allo stesso tempo un po' etnico. Ok. Usiamo la lingua in modo un po' particolare perché il quinto quarto non è facile per tutti, si chiamano gli orrori da mangiare per certi e l'ho voluta un po' confondere con della salsa tonnata, Sì, a modo meglio. di vitello tonnè. Sì, ma così uno non lo sa, no? Cioè Sì. nel senso, dici, magari la lingua non piace a tutti. Certo. Ok, ho capito. Allora, Quindi metti al forno il pane. no, io metto al forno prima i peperoni, perché sono un panino con due consistenze, Ok. caldo e freddo. Sì, vai. Che tipo di peperone? Peperone rosso classico hai scelto tu? Peperone rosso classico hai Sì, scelto? fatto peperone al forno, classico, ho tolto La pelle, Ok. l'ho lasciato quasi al naturale, un po' di olio perché non aggiungiamo troppe spezie, un po' alla volta, man mano che si compone, Ok. metterò della mentuccia e qualche altro ingrediente. Bene. Ma lì vedo anche un altro peperone. Sì, questa è una specialità che arriva da Matera, è il peperone crusco, che è un peperone che viene essiccato e poi viene fritto. 2-3 secondi per parte. Io l'ho già preparato così la tempistica e darà croccantezza e valore aggiunto al panino spingendo sul prodotto che è di riferimento, cioè il peperone. Quali sono gli altri ingredienti oltre allo spinacino che vedo? Abbiamo spinacino della freschezza, abbiamo del formaggio tipo Yavur-Skir, che è un formaggio tipo islandese, si usa molto in quella cucina. Però. E il ramento, vediamo se mettere un po' appena. E poi della curcuma con un po' di paprika. Ok, l'uovo quindi è là nella lingua? Perché ho trovato anche uovo. L'uovo è per fare la salsa tonnata. Ok, perfetto. Diciamo Quindi che abbiamo la salsa tonnata raccontato... non ho messo, scusami, la maionese. Ho messo un po' di questo schifo stesso perché per dare più leggerezza, insomma. E il limone? Il limone condirò appena l'insalatina. Bene, ok. 7 minuti e 45, tu stai attendendo Sì, io sto i prendendo peperoni. il pane. Il pane lo lasci freddo? No, adesso lo allora? mettiamo dentro. Ah, ok. Hanno studiato diverse tipologie di peperoni, oltre a raccontarci la storia, però è bello trovare più tipi di peperoni. Sì, infatti, anche perché ce ne sono tante di cultivar di peperoni, e in questo caso c'è quello rosso che è quello diciamo più tradizionale che troviamo facilmente anche nei nostri orti, nelle nostre coltivazioni, ma poi è interessante l'utilizzo del peperone crusco che invece viene dal sud e ha tutta una sua storia particolare appunto che Gianpietro ha appena raccontato. Ma Gianpietro racconta delle storie incredibili perché oltre a servire il panino ci ha dato anche un fumetto che racconta la storia di questo logo e del perché questo panino è stato ideato in questa maniera. È un fumetto molto carino. Ti chiedo, l'hai fatto tu il fumetto? Lo faccio con delle applicazioni perché utilizzo sempre parte di disegno e parte delle foto che faccio, in questo caso l'ho montato. È veramente originale e molto bello, anche l'idea stessa di accompagnare un piatto come un panino con la storia del perché è nato in questo modo, come è stato fatto. No, dico bravi perché prima avevamo la musica, adesso abbiamo il fumetto, quindi ognuno ha portato qualcosa di nuovo. È una puntata artistica. Sì, Stefano. Infatti anch'io sono affascinato da questa commistione di tante cose, c'è l'India, della curcuma, ci sono i Rolling Stone, la cultura pop all'interno del panino.
ti dirò che sono uno come dire, dubbioso, perché io faccio parte della categoria di cui parlavi tu, che non ha mai mangiato la lingua per una questione estetica, diciamo. Certo. Però vista così mi non sembra ti un'ottima sembra. occasione per Sì, ti dirò assaggiare. anch'io sono come Stefano, però così lo mangerei, effettivamente. Gabriele, tu con la lingua invece come sei? Non sono amantissimo, però la mangio, l'ho mangiata e la mangio, fa parte della mia cultura, da dove arrivo, perché in famiglia comunque era un alimento che si cucinava spesso e che si serviva spesso. Io sono originario della provincia di Treviso. Ah, e quindi è tipica delle vostre zone, tu sei di Sì, Vicenza. diciamo che è il Veneto la più... Per cui è un alimento che a suo tempo quotidianamente, non quotidianamente, però mensilmente si mangiava a casa. E viene riproposta adesso in varie forme. Questa è particolarmente curiosa. Annalisa, tu sulla lingua? No, io invece con me sfondo la porta aperta perché io amo il quinto Su qualsiasi quarto. cosa, Ma come io per devo farvi ancora capire. capire cos'è che non mi piace. Appunto, Ma ti dirò anch'io che la devo lingua capire. salmistrata ha da avercene, perché è una cosa anche difficile da trovare. Sì. No? E quindi sono contenta e Quindi curiosa di Annalisa, il assaggiare. presidente di giuria è conquistato. Allora aspetta che Sì, togliamo diciamo, questo. io ho voluto fare un panino comunque che fosse un po' in stile street food, però modernizzato. E poi un panino su un piatto di recupero. Avanziamo la lingua, il giusto, bollito bravo. d'inverno, in questo modo un po' con queste cosiddette carte di freddo più estivo, questa ricetta. Ok, vai con la preparazione. Gian Pietro, il pane l'hai fatto tu? No, questo è un pane che prendo dal mio fornitore, mi piace questa consistenza che ha, è fatto con la curcuma, è molto bello. Sì, molto Poi bello. il discorso cromatico anche E al di là della curcuma c'è questa, diciamo, è tigrato, no? Sì. E si ottiene quella tigratura in una maniera molto particolare sì. quando il pane va in cottura, e quindi è una cosa molto carina, dà un po' di croccantezza. Quindi la lingua è fredda. La lingua è fredda, sì, vediamo di dare questa idea di caldo e freddo. Ok. Mentre quel peperone che adesso stai adagiando nel panino è caldo È caldo, sì. e l'altro invece è croccantino, freddo. Quello è temperatura ambiente. che Temperatura dà la ambiente, croccantezza. ok, sì. Bene. Ci siamo con questo. Adesso mettiamo la lingua. Lingua non ne va molta perché è dà un gusto abbastanza forte, e questa è una lingua salmistrata. Sì, l'ha detto anche Annalisa. Ho messo il tonno e qualche cappero. Ecco. Sì, a vederlo è come un vitello tonato, no? A vederlo, fatto così. L'aspetto è quello, magari con diciamo, uno spessore un pochino più importante rispetto al vitello tonnato tradizionale, però sì. È una lingua tonnata. Sì. È una lingua tonnata. Questo perché? Perché un mio amico ci ha invitato a casa sua, non piaceva la lingua, e ha fatto questo gioco di copertura, ci ha un po' truffati, diciamo. Cioè aveva fatto il gusto. quiz, mangiate che cos'è, e qualcuno ha capito che era una lingua. Va bene, senti, chi l'ha assaggiato invece questo panino? Io solo. Solo tu? Sì, io ho sempre fatto le cose da solo. L'hai No, modificato? anche sposato da solo. Dunque, al primo colpo andava con la bene? moglie e basta. Dunque, E ti è piaciuto? a me sì. Sì, Devo sì. dire di sì, se No, no, ma certamente, ma voglio dire, l'hai modificato o è andato bene al primo? Certo, devo modificarlo, sì. Ok, Adesso andiamo avanti. Mettiamo un po' di spinaccini. Quindi sono ingredienti che a te piacciono particolarmente questi? Hai scelto proprio Sì, sulla poi base... i spinaccini sono di stagione. Ah. Dunque ho preso un'insalata di stagione. Mettiamo, abbiamo detto, un po' di curcuma Ok. e paprika, ma ce ne porta di curcuma. Quindi. Senti, ma il formaggio invece lo spalmi dopo? Come Adesso lo metti? spalmiamo direttamente sulla fetta e poi ci adagiamo i peperoni. Che il peperone è croccante, non piacere. Dal senso di croccantezza al panino. Certo. Perché il peperone crusco poi è anche simpatico così da aperitivo, no? Sì. Perché È un prodotto che non è carrello. molto conosciuto qua, però secondo me si possono fare dei piatti straordinari. Anche con la pasta si può fare qualcosa di interessante con gli spaghetti mettendolo così.
Quindi tu proporrai questo panino nel tuo locale? Sì. Perché sì, fai i panini sì. gourmet la domenica tu? Quindi Sì, la potrebbe domenica, questa domenica fatti panini con la ciliegia. Ah, ma dolce o salato? Tutti e due, Mix. diciamo. C'è anche un po' di grappa al miele, dunque Ah, sì, sì. la preparazione. Che viene da una zona dove le ciliegie fanno da certo. padrone. Allora, io direi che siamo pronti. Sì, hai 43 secondi per impiattare, eh? Bene, dunque mettiamolo direttamente qui. Ne metti uno o due? Due. Mettiamone due, perché alla fine non sono così invadenti, Ok. più piccolini. Magari prendiamo questo, che porta di... e questo, che belli Ok, croccanti. adesso voglio proprio vedere come lo chiudi. Tac. Che non scampi via no, attenzione. No, ho sbagliato. Beh, non importa. Va bene. L'emozione gioca molto scherzi. Vabbè, siamo in televisione. Televisione è così. Vai. Togliamo Allora, le mani. adesso perché puoi impiattare e non fa un servizio. porti il panino. Perfetto nel tempo. Gianpietro ha fatto veramente una piccola opera d'arte, vuoi per l'idea, perché l'idea è veramente troppo carina, e anche quella di accompagnare il panino con la storia del piatto, la storia del logo. Mi è piaciuta anche la nota dello skyr che andava a dare quel po' di acidità che ci stava. Ottimi peperoni cruschi, ma mi piacciono e quindi sì. La lingua salmistrata si perdeva un pochino, nel senso che è un tipo di carne che in genere è invadente, invece qua era nell'insieme un panino decisamente equilibrato. Questa prima esperienza con la lingua è andata bene, devo dire che non mi è dispiaciuta, anch'io non credo che la mangerò di nuovo, però insomma è andata bene come prima esperienza. Mi è piaciuto molto l'abbinamento sia col pane, questo tipo di pane come era, chiedo scusa, come fosse presentato, ottimi anche peperoni cruschi che non conoscevo e quindi mi sono molto piaciuti, soprattutto nell'abbinamento col peperone rosso e questo secondo peperone. È stato un tuffo nel passato, piacevole. Diciamo che effettivamente la lingua non la percepivi proprio molto lievemente ed è un panino che anche chi non mangia la lingua la può mangiare, questo è indubbio perché è talmente delicata e poi anche condita con tutte le salse e quant'altro, nel suo contesto non percepisci l'importanza del gusto della lingua, per cui lo denoti e lo mangi piacevolmente. Mi è piaciuta la croccantezza del peperone crusco, veramente, perché senti il crunch fra i denti che è piacevole, diciamo. Nel complesso mi è piaciuto come panino. Allora, contentissimo, la preparazione è andata a buon fine, il messaggio che la lingua non si sentisse troppo era quello che volevo, perché altrimenti avrebbe coperto quel gusto di peperoni. Sono contento, non posso dire nient'altro di essere contento. Pronti per conoscere il terzo panino che si chiama Aspettando l'estate, quello proposto da Fabio Fedato. Vieni Fabio. Buonasera, mi chiamo Fabio Fedato, gestisco la pizzeria Paninoteca Favoloso di Casale sul Sile. Nasciamo come pizzeria, poi nel tempo ci siamo allargati e abbiamo introdotto tutto quello che è lo snack, quindi panini, club sandwich, hamburger. E questo è un settore che amo moltissimo perché permette di spaziare con la fantasia. Oggi sono qui per due motivi.
uno per mettermi in gioco e fare una nuova esperienza, e il secondo motivo perché mi hanno spinto i miei due gemellini, Leni e Mattia, a venire perché volevano rivedere il papà in un contesto del genere in televisione, quindi anche questo mi ha spinto. E che dire, niente, oggi ce la mettiamo tutta e speriamo bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, questo aspettando l'estate è molto colorato, vedo. C'è tanto colore ma anche tanti ingredienti. Partiamo dal pane, che è un pane croccante tipo zoccoletto. Il pane è un pane croccante tipo zoccoletto. Scusate che metto un attimo questo. Cosa stai mettendo nel forno però? Un secondo solo. Tutto? Allora, filetti di peperoni marinati e sì. Poi cosa hai messo? Il manzo? Allora, no. Allora abbiamo un pane croccante. Sì. Poi abbiamo dei filetti di peperone, dove abbiamo preso il peperone, lo abbiamo arrostito intero, spelato, poi lo abbiamo sfilettato e lasciato marinare con dell'olio, del sale, del pepe, e 2 spicchietti d'aglio e un pizzico di origano. Ma cosa hai messo in forno che non ho capito? In forno abbiamo messo i pomodorini confit ok, pomodorini. e un po' di insalata belga. Insalata L'ho messa belga. a scaldare appena. E poi oltre ai peperoni ci mettiamo un arrosto di roast beef fatto in casa, fatto con la senape, aromatizzato un po' la senape. Poi ci mettiamo i pomodorini confit, l'insalata belga e un po' di stracciatella. Quindi diciamo è un panino fresco. Ma proponi anche un assaggio degli ingredienti Sì, a perché parte? perché volevo diciamo, valorizzare, dare Bello. importanza ai 2 ingredienti principali che sono i peperoni e il roast beef. Va bene, andiamo poi avanti. li accompagnerò con una salsina che diciamo, è un po' piccante, quindi magari è bene assaggiarlo prima senza e poi Quindi la aggiungere metterai la al salsina. centro? Sì, Perfetto. esatto. Bene, esatto. andiamo allora. Come vi sembra questa scelta di ingredienti? Beh, A me me ne voglio di peperonata qui, perché tu ami i peperoni. Sì, ma a vederli così... proprio Sì, mi- beh, anche perché ha messo sia il rosso che il giallo e quindi dà una bella nota cromatica, no? Indubbiamente. E la scelta del roast beef all'inglese è azzeccatissima. Sì. Almeno, io la trovo tale, e poi adesso assaggeremo il panino nel complesso. Mi piace questa scelta di Fabio. Fabio, il pane lo hai fatto tu? No, il pane no. Il pane questa volta no. Ho preferito diciamo, prendere un pane abbastanza semplice, perché con questi ingredienti non avevo bisogno di un pane troppo elaborato, bastava un pane leggermente croccante. Questo è vero, perché hai degli ingredienti comunque che hanno tutti una loro importanza e sono abbastanza caratterizzanti già. Sì. Quindi effettivamente il pane è bene che sia neutro. E invece ti chiedo, Fabio, non hai appena inserito la teglia, il perché del nome, che a me evoca... Aspettando l'estate, beh, innanzitutto perché penso che tutti quanti abbiamo voglia di estate. Questo è vero. A questo punto, diciamo. Ma perché è un panino estivo? Poi un panino estivo, perché comunque abbiamo il roast beef che è fresco, abbiamo i peperoni fatti così, che è proprio un ingrediente freschissimo, quindi ricorda l'estate. I nomi poi aspettando l'estate, quando ho composto il panino, in quei giorni lì era venuto a mancare Franco Battiato, e quindi c'era anche la canzone, e quindi ho collegato le 2 cose. Bello. Bene. Bello anche la proposta di lasciarvi anche l'ingrediente da solo, da assaggiare, Stefano. Cioè, quindi hai sia il peperone che il roast beef eventualmente da poter assaggiare da solo. Esatto. Anche l'idea della salsa piccante, oltretutto, Sì, anche che la magari salsa. possa piacere o meno, no? Servirla a parte è già, come dire, una buona cosa, in modo che uno possa valutare da sé. Gabriele, come ingredienti ti piacciono? È un panino che, allora, vedendo gli ingredienti sulla carta, è un panino che mangeresti quotidianamente, perché comunque ha dei gusti
quotidiani e classici Sì, per la nostra tradizionali, alimentazione, esattamente. Andremo a vedere se ci sarà altrettanto equilibrio nella preparazione. Diciamo che l'idea di partenza mi piace. Allora, raccontaci un po' come prepari il tuo panino adesso. Allora, prima di tutto mettiamo il roast beef. Anche non mi vuole anche di roast beef. Tutte robe che mi fanno. Il roast beef l'hai fatto tu, Sì, invece. questo l'ho fatto io. Ah, quello sì. l'hai fatto tu. Aromatizzato un po' la senape questo. Bello, anche proprio bello. Poi questo lo metto diciamo come fondo perché l'ho lasciato diciamo, marinare, quindi Sì. un po' umido e quindi il pane si diciamo, inzuppa un po' di questo. Certo, della marinatura. Di questa marinatura Sì. gli dà quel gusto un po' più intenso. L'hai marinato in olio d'oliva? Sì, olio d'oliva e sughetto di cottura con la senape. Bene. Bene, ti piace? Sì. Devo però trovare qualcosa che non piace a Annalisa, però me lo troverò in qualche puntata prossimamente. È Beh, difficile. ma io mi ricordo di Fabio, se non altro per l'ingrediente che gli era capitato nella scorsa edizione, perché aveva avuto le anguille. Ahia, sì, non era E non semplice. era proprio un ingrediente semplice, ecco. E come andò, che non mi ricordo, l'anguilla? Bene? Sì? Sì. Era sul vegano che avevo avuto Ah, che dopo con il vegano hai avuto difficoltà. un po' di difficoltà. 4 minuti e 28, i peperoni, quindi strato di peperoni dopo il roast beef. Non abbondi, no? Io abbonderei. Ma io? Non Tu indurlo invece ma non calibri- indurlo in tentazione. No, è giusto che tu calibri come, anche perché l'hai assaggiato, quindi saprai bene certo. tu le quantità adatte. L'hai assaggiato solo tu o anche i tuoi gemellini? Anche i gemellini. Cosa dire? Gemellini di 9 anni che fanno da assaggiatori, che salutiamo, che si chiamano? Ilenia e Mattia. Bene, li salutiamo. Cosa hanno detto del tuo panino? Che era buonissimo. Buonissimo? Sì. Allora, se Allora- dicono loro, Allora siamo ci fidiamo. tranquilli. I bambini sono tremendi nei giudizi. Ma anche che mangiano peperoni a quest'età? Beh, è una bella cosa che mangino di tutto comunque. Senti, poi che cosa inserirai dopo i peperoni nel panino? La stracciatella. Ah, la stracciatella. Quindi uno strato di stracciatella. Sì, lui ha già le quantità precise, ha già visto io. È precisissimo, guarda come ha Sì. disposto gli ingredienti. Però la stracciatella non l'hai messa negli ingredienti, giustamente, perché sono quelli gli ingredienti principali. Sì, anche quelli diciamo dove c'è stata una lavorazione. E tua moglie, no? Che ti ha ispirato in... I peperoni. Per Mia quanto moglie è riguarda i peperoni. È calabrese, questa è una ricetta. Ah, quindi Che usano- Dove li hai presi i tuoi peperoni? Li hai trovati qui in zona? O... Sì, i peperoni li trovate qui in zona, Ok. no? Ma la ricetta è Ah, la una ricetta- ricetta tipica calabrese. Adesso che cosa... Adesso metto un po' di insalata belga. Ok. E come l'hai preparata questa? Ma questa l'ho saltata in E padella basta? appena appena. Sì. Quindi hai deciso di mettere, oltre ai peperoni, altri due ortaggi, insomma. Non è che fa confusione. Ma guarda, diciamo che l'insalata belga è tutto sommato abbastanza neutra come sapore, Sì. saltandola così in padella. Il Quindi pomodorino invece... il pomodorino, vediamo insomma come Lo sta. toglie. Cambia idea. No, non vogliamo influenzarti, eh. Però metti ancora roast beef. Sì, una seconda fettina sopra. Ah. Ok. Tu devi fare quello che hai deciso tu. Ma sai, nella peperonata il pomodoro ci va, Sì, certo. no? Sì, sì, sì. E quindi dovrebbe sposarsi bene. Precisissimo, eh. Cioè, È non chirurgico. Chirurgico, È proprio. piacevole da vedere.
Bravo. Infatti non diciamo niente perché siamo incantati. Tutti zitti, ipnotizzati. Siamo incantati da come sta preparando il panino. Bene, diciamo che è terminato allora. Dovrei solo inserire la salsa nel piattino a lato e il tempo è scaduto. Mi è piaciuto molto, devo dire che bisogna fidarsi del giudizio dei bambini, perché effettivamente i bambini non sbagliano e se una cosa è buona è proprio buona. Questo era un panino ben equilibrato, io amo il roast beef e chiaramente il roast beef all'inglese e quindi in questo panino mi è arrivato proprio, era piacevole, ma erano piacevolissimi i peperoni, infatti poi ho anche assaggiato nel piattino d'accompagnamento e devo dire che erano molto buoni. Ti dirò, Fabio, che ho anche inserito la salsa e non sarei, cioè mettila a parte perché non a tutti piace, ma secondo me gli dava quella spinta giusta in più. Secondo me con la premessa di questo nome da Battiato, insomma, non potevamo che mangiare un panino veramente buono, equilibrato, l'idea del peperone giallo e il peperone rosso messi così, veramente buono, fresco, estivo, senza dubbio estivo. Buono. Anche a me è piaciuto sinceramente, mi è piaciuto molto l'abbinamento con la salsa perché lo valorizzava, un po' scomodo da mangiare, diciamo perché vuoi la caratteristica del roast beef, un classico per cui è un po' più filamentoso e il pane che magari è un po' più duretto da tagliare è un po' scomodo, però quando lo metti in bocca ti arrivano parecchi sapori e la salsa la inserirei anche all'interno del panino, poca, però la inserirei. Nel complesso mi è piaciuto. Sono soddisfatto della preparazione, mi sembra di aver lavorato bene, il panino mi sembrava ben riuscito, i commenti dei giudici erano positivi, adesso che dire, vinca il migliore. Abbiamo visto la preparazione dei tre panini che a breve vedrete nella pagina Facebook di Friuli-Ovest Magazine, quindi cliccate mi piace e andate voi a votare il vostro panino preferito. Andiamo a vedere come è andato il contest nel contest della scorsa puntata. Eccoci qui Alexis, ancora una volta in collegamento con uno dei nostri concorrenti, in questo caso una concorrente, Claudia Martina. Complimenti, ciao Claudia. Ciao, buonasera a tutti. E insieme a me c'è Bruno Bortolussi, una delle figure storiche della nostra banca, di Friuli-Ovest Banca, responsabile dell'hub di Spilimbergo. Ciao Bruno. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, Martina ha sbaragliato il contest di Friuli-Ovest Banca su Friuli-Ovest Magazine, che è la nostra pagina social, che sta crescendo sempre di più anche in termini di consenso, questo ci fa molto piacere, siamo quasi vicini ai 13.000 followers, quindi Martina, il tuo panino ortobaleno è stato visto veramente da tante persone, ma com'è nata l'idea di questo nome? Ma ci siamo molto collegate al colore complessivo, ai diversi componenti di questo panino e quindi ci è venuto subito in mente l'arcobaleno e visto che il tema di quest'anno di The Best Sandwich era l'orto nel panino, abbiamo unito le due cose ed è uscito fuori proprio ortobaleno. Beh, è una bellissima idea. Bruno, tu che sei di Spilimbergo e di solito pranzi a Spilimbergo, ti toccherà andare a assaggiare questo ortobaleno. Certamente, matematica, bisogna e deve farlo anche doppio per me, perché mangio. Bruno, come va in quel di Spilimbergo? Beh, Spilimbergo va bene, continua ad andare bene, è 20 anni che c'è, guarda, siamo diventati una filiale, una banca importante di Spilimbergo. Questo forse grazie alla nostra attenzione che abbiamo con la gente, anche il Covid adesso ci ha messo alla prova e duramente anche tutti,
e noi siamo sempre stati vicini lo stesso a tutti quanti, aprendo mezza giornata, lasciando aperta una cassa che non era banale, tutto per dare un servizio alla continuità, alla comunità. Ecco, e allora Bruno, cosa vince Claudia Martina? Io? Cosa dice lei? Cosa vince? Sì, cosa sì, vince? sì. Cosa vince? Lei vince. Vince 100 euro che può spenderli per attrezzatura da bicicletta, della sua meravigliosa bicicletta, che così gli darà più lustro. Ecco. Claudia Martina, cosa pensi di fare del buono? Ora ci attrezzeremo, vedremo, indagheremo un po' come sfruttarlo al meglio. Benissimo, allora tu sai che sei di nuovo in gioco perché Free Harvest Magazine mette a disposizione un secondo voucher che sarà quello conclusivo di 250 euro insieme a tutti gli altri concorrenti. Tu hai lasciato dietro a te questa volta Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti e Matteo Cibin dell'osteria Torre e credo che tu abbia insomma buone chance per poter anche giocare per la prossima partita. Intanto in bocca al lupo, saluto di nuovo Bruno da Spilimbergo e rivediamo la linea direttamente a Alexis. Abbiamo scoperto il vincitore del contest nel contest, voi continuate a votare nella pagina Facebook di Free Harvest Magazine, avete tempo fino alle 12 di martedì per votare i 3 panini che avete visto questa sera. Ma chi invece avrà vinto la puntata? Sfida tutta veneta tra Filippo, Gianpietro e Fabio. È stato facile? Non è mai facile. Non è mai facile e non c'è nemmeno, anche questa volta, un distacco di punti tra... È sempre più imbarazzante, però, perché effettivamente, diciamo, il gioco è questo, quindi vince uno, ma qua c'erano 3 panini, 3 tipologie diverse e 3 panini veramente molto buoni, che io mi auguro loro facciano nei loro locali perché avranno sicuramente successo. Allora, a vincere è uno solo, ma diamo il terzo posto con un totale di 106 punti. Al terzo posto questa sera si classifica il panino, nonostante l'atmosfera, di Filippo Priviero, Sorpresas. Facciamogli un applauso comunque, perché è stato molto originale. Pochi punti, sono 3 i punti di distacco dal secondo posto, ma andiamo a conoscere il primo. Vince con 123 punti e quindi va avanti. Aspettando l'estate di Fabio Fedato, Fagoloso Casale sul stile Treviso. Insomma, abbastanza equilibrata comunque, Perché ha vinto lui? Che cos'è che è riuscito a valorizzare al meglio forse i peperoni? Sì, era forse quello più tra i 3, che ripeto erano veramente 3 ottimi panini. Il suo risultava quello più equilibrato, quello dove comunque il peperone emergeva in maniera importante, senza però nulla togliere agli altri ingredienti che erano tutti comunque valorizzati, ecco. Non è mai facile decidere, noi facciamo una valutazione comunque tecnica, perché se dovessimo andare a sentimento qua sarebbe un caos. Stefano, sei d'accordo? Io sì, poi figurati, la prima volta, no, che mi trovo in giuria, quindi ci sto proprio male a sentire che c'è una classifica alla fine ed è matematica, no, il risultato. Però sono d'accordo col risultato, sì. Era anche secondo me il più equilibrato, il più facile anche dei tre panini. Il più commerciabile anche, Gabriele, tu che guardi anche questi aspetti? Sicuramente il più commerciabile, perché gli ingredienti erano più facili alla portata di tutti, ma aveva un gusto fresco e comunque, anche se gli ingredienti erano abbastanza classici, il gusto veniva fuori e si sentiva ed era piacevole, per cui a malincuore per gli altri, ma insomma fra i tre è stato quello che ha valorizzato maggiormente i peperoni. I gemellini saranno contenti, quindi rivedranno il papà di nuovo in televisione. Preparati per le prossime sfide, perché la prossima puntata siamo ai quarti di finale. Con quali ingredienti, Alisa? Allora, la prossima puntata abbiamo 4 persone che ritornano, quindi quando il gioco si fa duro sono i duri che iniziano a giocare. Non uno ingrediente, ma 2 ingredienti, perché avremo i pomodori cuori di bue e il dragoncello.
Quindi sarà tutto da vedere. Sì, un'erba aromatica abbastanza particolare. Vediamo cosa faranno. Allora Annalisa, preparati anche tu per la prossima puntata. Grazie a Stefano, giudice per Free Lovers Bank, e grazie a Gabriele. Ci ritroveremo alla prossima puntata. Grazie a 3 concorrenti, fatevi votare su Facebook, e grazie a Francesco Slidel e Paolo Bassi qui con me a Palagourmet Pordenone. Grazie per l'attenzione, alla prossima.